Cominciamo. Basilico, sale, olio evo. Facciamo appassire queste belle cipolline. E il vegetale anche. Bello c'è la siella, non manca mai. Possiamo. Caddo di cipolla, Laura. Questa è la base per il nostro risotto. Bella morbida morbida. Lo mettiamo in una bolla. Ne lasciamo soltanto un fondo. Stupendo. Un filo di olio. Alla barbabietola aggiungiamo una manciata di misteri. Fate un cratere nella pancetta, così. Magia, magia, ok? Un po' di vino bianco, sarà evaporato. Lasciamo e l'appoggiamo sul piatto di portata. A padella bollente rimettiamo la cipollina, eccola qua, rapidiamola, uniamo il riso. Carnaroli, lo tostiamo e quando la tostatura sarà perfetta, di ottima qualità, vi raccomando. Copriamo sempre il filo e soprattutto abbassiamo la fiamma. Adesso il riso aggiungo sempre un bel pomodoro in centro. Eccolo qua. Questo è il mio essere sempre un po' spruzzata. È proprio poetico. Guarda un cuore! Un cuoricino. Freschezza. Aggiustiamo un po' di sale e consoliamoci. Magia. Adesso inserisco anche la parte bianca. È stupendo. E spegniamo il burro, parmigiano, pecorino. Cioè, proprio il colore della festa. Anche 3 picchiettate, date dei bei paccheretti. Un po' di stracciatella. Ecco qua. Amini, è bellissimo. Adoro. È un viaggio. Ciao.